Economia responsabile, economia circolare, economia sostenibile, economia civile. Tutti modi per dire che forse il modello economico imperante, il turbocapitalismo, è arrivato al capolinea. Forse se ne parla da tempo, ma ci chiediamo provocatoriamente: è soltanto una moda, una tendenza o ci sono attività e sviluppi concreti? Se ne è parlato oggi a Firenze al primo Festival nazionale dell'economia civile e lo abbiamo chiesto ai protagonisti della giornata. Presidente, una giornata in cui cercate di fare sintesi tra teoria e buone pratiche. Qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello in questi 3 giorni di riuscire a riprendere le fila di un discorso molto importante, che è quello appunto dell'economia civile, un pensiero economico che in Italia da troppi anni è stato trascurato. A dire il vero, noi delle banche di credito cooperativo lo incarniamo da molti anni. Ricongiungere la teoria e la pratica e capire insieme a profondi studiosi di questo settore quale può essere il futuro di questa branca della nostra economia tipicamente italiana. Si parla oggi di economia della felicità. Che cos'è? L'economia della felicità è una locuzione che per tanti anni è stata obliata, ma nasce in Italia, nasce con i grandi economisti italiani del Settecento, in specie a Napoli. Quindi la felicità in economia che cos'è? È quella ricerca della soddisfazione, del ben vivere, che spesso non si misura con il PIL. Professore, come si fa a recuperare il senso di felicità? Bisogna innanzitutto capire dagli studi che noi abbiamo ormai scientifici e copiosi che la felicità è funzione della generatività, cioè delle capacità delle persone di attivarsi. Ha delle condizioni ovviamente di contorno che sono quelle del reddito, della salute, dell'istruzione, del buon funzionamento del territorio, ma in ultima analisi dipende dalla capacità delle persone di essere attive. Io potrei avere reddito, salute, istruzione, vivere nel paese più civile possibile, ma se non mi metto in moto, se resto sdraiato sul divano, non posso essere felici. Quindi noi insistiamo molto come economia civile proprio sulla capacità delle persone di essere utili a qualcun altro, di avere una vita che abbia un impatto. Professore, dal grande potere economico alla biodiversità, come arrivare dal turbocapitalismo all'economia della felicità? Occorre lasciare spazio a forme diverse di impresa, a organizzazioni della società civile diverse, cioè dire bisogna capire una volta per tutte che il pluralismo, che è associato all'idea di biodiversità, è la garanzia più efficace di progresso dell'economia e della società. Invece prevale un pensiero unico che tende a far credere che in nome delle cosiddette economie di scala bisogna puntare al grande, quindi una unica grande impresa, un'unica grande banca, un'unica grande associazione ed è così. Questa purtroppo è una deviazione che è stata diffusa ad arte da alcune centrali di potere e quello che più fa specie è che ci sono tanti studiosi, io spero in buona fede, che vanno dietro e che si preoccupano di dare una razionalizzazione a un'idea che è profondamente errata. Non dimentichiamo infatti che le società per progredire, non solo economicamente ma anche moralmente e civilmente, hanno bisogno di una poliarchia, cioè di una distribuzione dei centri di potere economico, potere finanziario, potere culturale e così via. Ecco allora perché l'economia civile oggi si sta battendo con forza contro questo travisamento delle idee, perché la forza delle idee, ce lo ha insegnato la storia, alla fine vince. C'è anche un po' di Veneto oggi in questo Festival dell'economia civile. Presidente, cosa abbiamo sentito oggi? Diciamo che ci siamo ritrovati in quello che sono state le considerazioni, soprattutto quelle fatte dal professor Zanardi e professor Becchetti. Abbiamo capito che l'economia civile si misura, e lo spessore anche dell'economia civile si misura non tanto sul risultato economico delle aziende, quanto invece sulla capacità di produrre bene comune. Tra l'altro è quello che è scritto nell'articolo 2 dello Statuto delle nostre banche. Bene, allora vuol dire che economia civile vuol dire anche realizzare quanto è previsto dalla nostra mission.
In questo invito all'economia civile, quale ruolo possono giocare le donne? Le donne sono la base veramente della società, della famiglia, delle cure, quindi le donne non possono essere messe in secondo piano, sono loro le vere attrici di questo cambiamento, soprattutto le giovani donne. Tante persone non fanno un cambiamento, la differenza nel loro contesto perché hanno paura, perché siamo stati abituati che è meglio non fare che sbagliare, invece è molto meglio sbagliare ma fare. Marco Antonio, uno degli imprenditori, dei 10 imprenditori selezionati, ma selezionati per quale motivo? Per quello che facciamo, che sicuramente cattura l'attenzione dei media. Che cosa costruiamo? Dei computer termodinamici, sono quindi dei sistemi solari, dei veri e propri hub multiservizio che posti all'esterno sono in grado di fare 3 cose. Generano elettricità fuori dalla rete elettrica, purificano l'acqua da qualunque tipo di contaminazione, sì, desalinizzano anche l'acqua del mare e si comportano come dei sistemi di telecomunicazione avanzati. Nelle nostre città farebbero in modo da trasformarle nel concept delle smart cities di cui si parla tanto ma non abbiamo ancora visto nessuna implementazione reale. Cosa possono fare le aziende per favorire questo mondo di sostenibilità? Allora, innanzitutto le aziende, nella figura dell'imprenditore in particolare, non possono continuare a dire che l'azienda esiste per fare soldi, perché se la finalità è fare soldi si scambia il mezzo con il fine. Un'azienda deve esistere per quello che ha da dare al mondo, che poi si esprima in prodotti che abbiano una commercialità. Questo è giusto e se questa finalità rientra nelle corde del momento storico nella quale l'azienda appartiene, si diventa grandi. I soldi possono arrivare come una conseguenza. Il mondo della comunicazione cosa può fare? Innanzitutto dare molto peso a questo tipo di dialogo piuttosto di altri dialoghi. La comunicazione è tutto. Comunicare è la base di quello che si fa. Spesso si fanno delle cose buone che nessuno sa perché non comunicate, perché la comunicazione è soffocata da tutto quello che fa gossip. Il pessimismo, la crisi, il dominio di altri paradigmi che sono più interessanti da manipolare perché si manipolano le persone. Sapere riconoscere dal rumore di fondo quello che è il messaggio utile alla società. Cosa significa veramente economia civile? L'economia civile è ciò che fanno le nostre banche da 135 anni, tra l'altro partendo proprio dalla provincia di Padova. E il bello del credito cooperativo, che è una forma di finanza civile e spesso ce lo dimentichiamo, c'è bisogno di un po' di orgoglio, un po' di consapevolezza, e che sono particolarmente moderne, e cioè raccolgono risparmio, loro investono nel territorio, contribuiscono al bene comune. Noi abbiamo cercato, oltre al festival, di suggerire più linguaggi. Qui c'è la discussione, c'è la parte teorica, c'è la parte delle esperienze, delle premiazioni di buone pratiche, ma anche di continuare poi a leggere, a studiare. Abbiamo avviato questa nuova collana inaugurandola proprio qui a Firenze sull'economia civile. Esordisce il professor Zamagni insieme alla professoressa Zamagni, economia cooperativa, non a caso. Paese civile è un contributo non soltanto all'incivilimento dell'economia ma del paese. Lo abbiamo fatto, dobbiamo continuare a farlo con un po' più di orgoglio.